Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Bravissimi. Chi è che ha portato la parola di Dio? Nel cellulare, nel libro? Ok. Allora ti invito ad aprirla nella lettera di Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 5, versetto 1. Galati, capitolo 5, versetto 1. Dice così la parola del Signore. Cristo ci ha liberato affinché fossimo liberi. Sembra un gioco di parole, no? Cristo ci ha liberato perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Qua quando si parla di schiavitù si chiama chiaramente, l'Apostolo Paolo pensa alla schiavitù del peccato, ossia ciascun cristiano è chiamato da Dio a vivere una libertà dal peccato e quindi l'esortazione di Paolo è di non farsi di nuovo ingannare, imprigionare da un'attitudine che ci porta lontano da Dio. Oggi noi parleremo di un argomento molto interessante che è l'argomento dell'alcolismo, ok? E non soltanto dell'alcolismo, ma di ogni dipendenza in generale che assomiglia anche all'alcolismo. Quindi che il Signore possa aiutarci a ragionare sulla sua parola e soprattutto sulla sua libertà. Ok? Vi chiedo di alzarvi in piedi, tanto, e di cominciare a mettersi in uno spirito di preghiera. Tu sei sicuro che il Signore è qua per dirti delle cose questa sera, sì? Lui sicuramente ha in serbo qualcosa per te, non sei qua per caso. Quindi concentrati, mi raccomando, concentrati su quello che faremo e soprattutto su quello che il Signore dirà a noi questa sera, perché sarà una cosa che sarà per la tua crescita spirituale, ok? Chiudi i tuoi occhi, comincia a metterti in sintonia con lo Spirito che è già qua in mezzo a noi, che sta lavorando, che sta cercando un cuore disponibile, sta parlando alla tua vita, sta parlando alla tua anima e già sta cominciando a dire alcune cose. E quello che vuole dirti è: ascoltami figlio, perché io voglio parlare con te questa sera. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua nella tua presenza, perché Signore, alla tua presenza spariscono tutti i nostri dubbi, tutte le nostre difficoltà, i nostri ostacoli. Signore, sono veramente irrisori, sembrano, Signore, sparire. Io ti chiedo, Signore, che questa sera la tua parola possa fare breccia dentro di noi, nel nostro cuore, darci, Signore, la possibilità di liberarci, Signore, dalle nostre piccole e grandi schiavitù, quelle attitudini, Signore, che ci tengono lontani da te e che non ci permettono, Signore, di vivere la santità che tu chiedi a qualunque tuo figlio. Io ti chiedo, Signore, che per i nostri ragazzi questa sera sia una sera di liberazione, una sera, Signore, di gioia, una sera di pace, sapendo, Signore, che tu farai un'opera in tutti noi, nei nostri cuori e nelle nostre menti. Ti ringrazio e ti benedico nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per lodare il Signore? Amen? Ok. Buonasera a tutti. Il canto che faremo ora è Grande in forza. Quindi è Lui che ci rinnova le forze ogni giorno. Questa sera sono l'esempio vivente perché sto affrontando un periodo di forte sinusite e quindi è il Signore che mi sta dando le forze per essere qua. Cantiamo. Lodi
secondo canto si chiama Questa è la grazia tua, nel senso che noi una volta eravamo nemici del Signore, eravamo peccatori, ma per la sua grazia ci ha fatto suoi figli. Cantiamo. E come abbiamo detto prima, ci saranno tanti problemi, tante avversità, tante preoccupazioni, cosa faremo domani, noi ci organizziamo la giornata, il mese, la vita, ma il Signore dice che il domani non è nostro, quindi dobbiamo solo abbandonarci nelle sue mani e chiedere al Signore: proteggimi, coprimi con le tue braccia, Padre.
averci dato l'opportunità di essere qui oggi, Padre. Ti chiedo che questo messaggio possa arrivare al cuore di ognuno di noi, Signore. Sono certa che ognuno di noi questa sera ha bisogno che tu curi una parte del nostro cuore, una parte della nostra vita, una nostra, non abitudine, ma un nostro vizio. E ti chiedo, Padre, che possiamo davvero avere tutti i cuori aperti a te, alla tua parola, alla tua presenza questa sera, Signore. Ti ringrazio per poterci dare la libertà di poter parlare di te, di poter cantare a te, di poter sentire la tua parola, Signore, di poter leggere la Bibbia, Padre. Non è una cosa scontata. Io ti ringrazio infinitamente per questo, Signore. Amen. Amore.
Caro Padre, ora parlerai attraverso Sandro, che tu possa guidarlo, benedirlo, Padre, che possa proteggere noi, perché sappiamo che è una battaglia spirituale, Padre, e sappiamo che tu vuoi strappare tante anime al nemico, ma il nemico non è contento di questo, quindi ti chiedo di proteggerci e di guidarci, Padre. Tutto chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Grazie. Ok, mi sentite? Sì. Allora, abbiamo appena cantato, no? Chi lui libera, libero sarà. È interessante che nel mondo ci sono tante persone che stanno lottando contro un'attitudine, una dipendenza, contro l'alcolismo, cosa di cui parleremo questa sera, contro la droga, contro l'uso del tabacco, contro la pornografia, e non sanno come liberarsene. E per liberarsene la parola di Dio ci dice proprio che, come diceva questa canzone, che dobbiamo fare un incontro personale con Cristo. Questa è la cosa più importante di tutti, no? Non servono e non neanche sono efficaci dei metodi umani per liberarsi da una dipendenza. Stasera parleremo in particolare dell'alcolismo, no? Leggevo dei dati abbastanza terribili per quanto riguarda l'uso di alcol a partire dalla fascia dei 11 anni fino ai 25, ossia il 40% dei ragazzi e delle ragazze dai 11 ai 25 anni fanno uso regolare di alcol e alcuni veramente stanno anche superando il limite. Quindi è un fenomeno molto in crescita. Che cos'è l'alcolismo? L'alcolismo è definito dagli psicologi, dai sociologi, praticamente una dipendenza. Cos'è una dipendenza? Prima dobbiamo capire che cos'è una dipendenza. Una dipendenza è un'abitudine, ok? Un'abitudine che si stabilisce secondo i medici in circa 6 settimane, ossia più o meno 40 giorni, ok? Il numero 40 è un numero molto interessante. Perché? Perché dopo 40 giorni di uso di una sostanza, di uso di un'attitudine umana, si stabilisce proprio una abitudine, ok? E cos'è un'abitudine? Ci sono abitudini buone e abitudini cattive, no? Come tutte le dipendenze, quando noi parliamo di alcolismo, non parliamo solo di quello, parliamo anche per esempio di uso di tabacco, quindi di sigaretta, di droga, di pornografia e di tutte le dipendenze che hanno a che fare di uso di cellulari. Anche questa è una dipendenza che sempre di più fa danni grossissimi nella mente dei ragazzi. Voi sapete che il nostro cervello matura ai 25 anni, ok? Quindi quando noi interagiamo con il nostro cervello esagerando in certe attitudini, il nostro cervello si danneggia e diventa qualcosa che non è secondo il progetto originale di Dio. Okay? Quindi un'abitudine che è un'abitudine ovviamente cattiva, e seconda cosa è che è un'abitudine che ci produce un piacere temporaneo, okay? Ossia bere alcol è qualcosa che ti fa diventare brillo, ti fa sballare, perché? Perché ti dà allegria, ma è ovviamente un'allegria negativa. Voi sapete che c'è una cosa che succede alle persone che bevono alcol, per esempio, che si sciolgono i grassi del cervello, ossia l'alcol ha la capacità di interrompere dei collegamenti neurali tra un neurone e l'altro. Voi sapete che il nostro cervello, essendo in crescita, crea dei collegamenti con un neurone, tra un neurone e l'altro, e quindi sciogliendo questi grassi i neuroni non si collegano correttamente e alcuni vanno veramente in tilt. Quindi abbiamo detto un'abitudine è un piacere temporaneo perché poi passa l'effetto, chiaramente. Poi è un rifugio, una fuga. Okay? Cosa significa questo? Che
tante persone usano sostanze, usano una droga, l'alcol, la pornografia o il cellulare proprio per scappare da una realtà, scappare da una sofferenza, scappare da una difficoltà che ancora non sono riusciti a affrontare. Okay? È una fuga cerebrale che però non va bene, perché questa fuga finisce in una prigione. Okay? Quando si stabilisce questa abitudine, come faccio a capire che la dipendenza è veramente una dipendenza, pastore? È semplice. Quando tu agisci sulla base di un impulso che non controlli, ok? Ossia, c'è qualcosa dentro di te che ti dice fallo e tu lo fai. Allora quella diventa una abitudine, quella diventa una dipendenza, quella diventa una prigione, ok? Questa è la definizione di una dipendenza. E noi dobbiamo capire quali sono le origini di queste dipendenze. Per esempio, c'è un contesto familiare, ok? La famiglia è il posto dove noi viviamo praticamente 24 ore su 24, non proprio così, ma la maggior parte del nostro tempo è passato in famiglia. Allora, quello che provoca una dipendenza, che cosa può essere? Due estremi che riguardano la famiglia. O una famiglia è troppo restrittiva a riguardo dell'uso di alcol o di altre cose, oppure è troppo permissiva. Okay? La cosa interessante è che ho fatto una ricerca, no? E sapete che ci sono due popoli nel mondo che hanno pochissimo problema di dipendenza da alcol, e sono due. Una sono gli ebrei e gli altri sono gli italiani. Molto interessante questo. Perché? Perché sono due popoli che permettono, ma l'alcol, ossia il vino o una bevanda alcolica, fa parte di una cultura. Ossia, nella testa di un italiano vi posso assicurare che la cosa funziona così. Ossia, io penso alla pizza, ma non penso solo alla pizza, penso alla pizza con la birra. Okay? Io non penso a un buon piatto di pesce, di una frittura mista, se non penso al buon vino bianco, okay? E non penso alla carne se non carne con vino rosso. Ossia, in modo equilibrato affrontare la cosa, no? Serve a mantenere veramente un limite nelle persone. Per esempio, ci sono delle culture anglosassoni invece, no? Tipo l'Inghilterra è una grandissima consumatrice di birra. Perché? Perché per loro è normale consumare birra, anzi, diciamo che è un vanto uscire la sera con gli amici e bere birra. Sia gli scozzesi, per esempio, c'è questa statistica che dice che ogni scozzese maschio consuma mediamente al giorno circa 4 litri di birra, ok? Quindi non è una cosa da poco. Ossia, vuol dire che ci sono alcuni che consumano 6 e altri che consumano 3. Quindi quelli che consumano 6 sicuramente hanno più difficoltà nella gestione dell'alcol. Okay? Quindi c'è questo contesto familiare, questo contesto culturale e infine, come abbiamo detto, una fuga da una sofferenza. Perché io mi sballo? Perché io cerco qualcosa per evadere? Perché ho una ferita dentro di me che non mi permette di affrontare la realtà in modo equilibrato. Ossia, io vi sto dando degli strumenti per analizzare se nella vostra vita c'è una dipendenza che può creare un serio problema. Okay? Abbiamo visto la definizione, abbiamo visto le origini di una dipendenza, adesso guarderemo che cosa sono gli effetti di una dipendenza. La prima cosa, vediamo qua. Ok? Clicchiamo una volta in più. Memoria fluttuante. Quando tu cominci a perdere la memoria di qualche cosa, di qualche nome, di qualche situazione, di qualche caso che ti è successo nella tua vita, significa che il tuo cervello sta cominciando già ad andare in tilt su alcune connessioni neurali. La memoria è proprio la rappresentazione che la tua testa sta bene. Quando io comincio, per esempio, una cosa che nell'uso dei cellulari esagerato, no? Che cosa fa l'uso dei cellulari esagerato? Confusione mentale. Ossia, non riesci a organizzare in modo logico il tuo modo di pensare. Per esempio, tu cominci a studiare, ok?
e la tua testa comincia ad andare da una parte e dall'altra, magari anche una materia che ti interessa, non è una questione di interesse, è che il tuo cervello comincia ad andare in tilt, comincia ad andare in uno shock e quindi ha bisogno di essere resettato, ha bisogno di depurarsi da qualcosa. Persone che hanno una dipendenza, hanno una memoria fluttuante, ossia una mancanza di concentrazione esagerata. Okay? La seconda, vediamo qua, isolamento sociale. Quando io comincio a sviluppare un'attitudine negativa, una dipendenza, come quella dell'alcol che abbiamo detto, ma come altre dipendenze, io comincio a isolarmi. Perché? Perché i rapporti umani cominciano a darmi dei problemi e io mi isolo per fare che cosa? Per acquisire una soddisfazione personale, individuale e soprattutto, questa definizione è importante che io vi darò adesso, egoistica. Voi sapete che quando stimolate un piacere passeggero nel cervello, che cosa succede? Il cervello comincerà a ricercare quel piacere passeggero. Perché? Perché il nostro corpo è fatto in un modo, il nostro Dio quando ci ha creato è stata una cosa veramente meravigliosa, perché il nostro corpo produce delle sostanze che si chiamano endorfine. Chi è che sa che cosa sono le endorfine? Sono delle droghe naturali in piccole quantità che produce il nostro sistema ghiandolare, ossia le nostre ghiandole cominciano a produrre delle sostanze che ci danno un piacere. Il grande problema è che quando l'organismo comincia a produrre queste sostanze, noi ne cerchiamo sempre di più. Ecco perché quando noi cominciamo a essere schiavi di un vizio, non rimaniamo a quel livello, ossia una persona che comincia a bere vino e comincia a bere vino esageratamente, non si fermerà a mezzo litro, andrà a 0,75, poi andrà a 1 litro, poi andrà a 2 litri, poi andrà a 3 litri e non si accorgerà che tutto il giorno sarà una scusa per andare a cercare qualcosa da bere. Okay? Quindi isolarsi è proprio per questo, andrò a cercare un piacere che non mi dà problemi di confronto con le altre persone che mi stanno intorno, ok? Una persona che si isola è una persona che prima di tutto si chiude in una camera, ma soprattutto in una camera dell'anima, una camera del cuore. Terzo effetto dell'alcolismo è perdita di controllo, ossia sbalzi di umore incontrollati, ossia rabbia e depressione nello stesso giorno. A volte il nostro carattere non è controllato, ossia sembra che le situazioni piccole possano diventare delle situazioni talmente grandi che mi danno un disagio talmente grosso che io le affronto o con la rabbia oppure con la depressione, con le lacrime. Ok? Perché? Perché non affronto la realtà per quello che è in realtà. Ok? Andiamo avanti. Un altro effetto è ovviamente la depressione. Cos'è la depressione? Vedere tutto nero, non vedere una via d'uscita, non avere speranza per il domani. Una cosa interessante che i giovani vivono oggi è: io voglio vivere l'oggi e non penso al domani. Voglio vivere un'esperienza positiva oggi, ma non penso a costruire il mio futuro in un modo organico, secondo specialmente la volontà di Dio. Ossia, la depressione è una mancanza di speranza e vedere buio e vedere che le cose non possono più essere risolte. Ok? Perdita di controllo, abbiamo detto. Avanti. Bassa autostima. Questa, ragazzi, chi sono io? Povero me, non sono capace come gli altri, non sono intelligente come gli altri, non ho le caratteristiche degli altri. Noi passiamo la nostra vita a fare che cosa? A desiderare di essere qualcun altro. Quando io entro in una logica di dipendenza, il tuo io viene ribassato terribilmente, ossia non riesco veramente a capire la bellezza con cui Dio mi ha creato, sia dentro che fuori. Quando ci vediamo nello specchio, la maggior parte delle volte diciamo: vorrei assomigliare a quel cantante famoso, vorrei assomigliare a quella modella, vorrei fare questo, vorrei fare l'altro. E il Signore è lì tutti i giorni che ti dice: io vorrei che tu fossi te stessa, perché te stessa è una persona bellissima. È così che il Signore ci comunica le cose. Una persona che ha dipendenza è esattamente questo, ha dei problemi seri
di bassa autostima. Okay? L'ultimo è la disperazione. Quando entrano tutte queste situazioni nella vita di un ragazzo, di una ragazza, la disperazione profonda c'è, rimane lì. A volte noi mostriamo anche un sorriso, no? Insieme agli altri, ma molto spesso dentro di noi c'è quella vocina che ti dice non ce la puoi fare, lascia perdere, perché la vita è fatta per qualcun altro. E noi vediamo le persone di fuori che vincono sulle situazioni della vita e la nostra vita diventa una vita da perdenti. Questi sono gli effetti di una persona che comincia a vivere una situazione di dipendenza. In questa sera abbiamo parlato e parliamo anche dell'alcolismo. Okay? Cosa devo fare? Non è detto che tu ce l'abbia, okay? Ma forse hai vicino qualcuno che sta vivendo questa situazione, un tuo compagno di classe, un tuo familiare, una persona che conosci, un parente, e sicuramente quella persona ha bisogno di un appoggio. La parola di Dio ci dice che la prima cosa da fare è ascoltare la persona. La persona ha bisogno di parlare, la persona ha bisogno di aprirsi, la persona ha bisogno di trovare qualcuno che capisca quello che lei sta facendo. Questo non vuol dire giustificarlo, perché dopo ci sono gli altri due passi. Ossia, noi dobbiamo ascoltare la persona che vive questa difficoltà, questa dipendenza. La parola di Dio ci dice in Giacomo, capitolo 1, versetto 19, perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto a, cosa dice lì? Pronto a ascoltare, no? Hai mai visto due persone che litigano? Quando una persona decide di litigare, tu cosa fai? Ascolti, vero? La prima cosa che tu fai, alzi la voce di più. E quando tu trovi una persona che vive un problema di questo tipo, non puoi litigare con quella persona. La persona deve essere ascoltata, perché l'ascolto significa io mi sto interessando di te, io voglio fare qualcosa per te, io voglio benedirti, io voglio portarti da questa posizione a un'altra posizione. Non a caso il secondo punto è sostieni quella persona, non sostieni il vizio, sostieni la persona, che è un'altra cosa, perché tu sei prezioso, dice la parola, agli occhi miei, e onorato, e io ti amo. Sai che cosa devi fare il secondo passo con una persona che ha un problema di dipendenza e una dipendenza di alcol o qualsiasi altra dipendenza? Tu devi farla sentire come una persona preziosa agli occhi di Dio. Quella persona ha perso di vista il suo valore e noi dobbiamo dire quanto Dio la ama quella persona. Quando una persona si sente amata, noi siamo stati creati per essere amati e creati per amare, e quando noi comunichiamo che Dio ti ama, allora tutto cambia. Se la persona vuole aprire il suo cuore, il Signore è lì pronto per dirgli quanto quella persona è amata. Terzo passo, noi dobbiamo guidare quella persona. Sta attento a quello che ti dico adesso, che è fondamentale. Che sia un problema di alcol, che sia un problema di droga, che sia un problema di dipendenza dai cellulari, che sia un problema di dipendenza dalla pornografia, qualsiasi tipo di dipendenza, sai qual è il grande problema di una dipendenza? Ammettere che quella dipendenza esiste. Ammettere che quella dipendenza esiste. Ossia, no pastore, ma io smetto quando voglio di usare il cellulare. Ok, sono convinto di questo. Quando tu cominci a dire sto usando troppo il cellulare, allora è il momento buono che Dio può cominciare a intervenire. Guarda che cosa dice la parola di Dio. Efesini 1, 5, 13. Ma tutte le cose, quando sono esposte alla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifestato è luce. Ossia, se tu ammetti davanti a Dio, ho un problema, sai che cosa Dio fa? Dice, eccomi presente, voglio aiutarti a risolvere questo problema, voglio aiutarti a uscire dalla tua stanza buia, perché veramente è buia. E quando io rimetto sotto i riflettori di Dio il mio problema, Dio è pronto a intervenire, Dio è pronto a guarire, ok? Quindi terza cosa, noi dobbiamo portare la persona o noi stessi, nello stesso modo, davanti a Dio a confessare, a ammettere che c'è un
problema. Allora, adesso io voglio portarti alla soluzione definitiva non solo dell'alcolismo, ma della dipendenza. Ovviamente la cosa non si risolve in 2 minuti, ok? Ossia, io adesso ti dirò delle cose che ci sono scritte nella parola di Dio e che ti aiuteranno a uscire da quel problema. Ok? La prima cosa che noi dobbiamo sapere è che il tuo cervellino meraviglioso, quella macchina che Dio ha messo lì nella tua testolina, che è un computer di 200ª generazione, è una macchina stupenda, tu la devi trattare bene, devi metterci dentro delle cose buone, perché tutto quello che tu metti dentro in quel contenitore lo conterrà e sarà lì pronto a essere usato. Se sono delle cose buone saranno buone, se sono delle cose cattive saranno cose cattive. Ma la prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è questo. 1 Corinzi 6, 19, 20 dice così: non sapete, ossia l'Apostolo Paolo dice, ma ti sei dimenticato, hai scordato che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, ossia, intanto è dello Spirito Santo, non è tuo. Ok? Seconda cosa, perché usa la parola tempio? Che cosa ti ricorda la parola tempio nella parola di Dio? Sai che cosa mi ricorda a me? Un luogo sacro. E ricordati una cosa importante, che nella cultura ebraica, quando un ebreo pensava al tempio, e Paolo era un ebreo, pensava al luogo dove c'era tutto ricoperto di oro, ossia era il posto più prezioso che Israele aveva. L'arca era d'oro, il candelabro era d'oro, i pani delle presentazioni, il tavolo era d'oro, tutto era d'oro dentro. Perché? Perché il Signore è il re e quindi aveva bisogno di un posto dove abitare d'oro. Adesso ti do una bella notizia: il tuo cervellino, il tuo cuore è tutto d'oro massiccio, ha un grande valore agli occhi di Dio. Anche noi dobbiamo capire che noi siamo preziosi agli occhi di Dio. Quando noi capiamo questo, noi permettiamo allo Spirito Santo di abitare nel nostro cuore e nella nostra mente. Facciamo le cose come Dio vuole e non come noi vogliamo, perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. E non dice, e che voi non appartenete a voi stessi, ossia il tuo corpo non è tuo. C'è questo detto, no, nel mondo che dice il corpo è mio. Avete mai sentito questa cosa? Ormai è diventato un must nel mondo. Il corpo è mio e faccio quello che voglio io. No, non è tuo. Perché se il Signore ti ha dato quel corpo, prima o poi te lo richiede e Lui lo vuole integro come Lui te l'ha regalato. Infatti siete stati comprati a poco prezzo. È così che dice, no? Siete stati comprati a scarso prezzo, in svendita. È così. Siete stati comprati a caro prezzo. Com'è che quando tu vai a comprare, tu vai alla Foot Locker, no? Io mi devo accontentare delle scarpine da 40-45 euro. Ma quando tu cominci a guardare quelle là, tutte dorate, le Jordan, 200, 250, 300 euro, perché paghi caro quelle scarpe? Perché quelle sono preziose, fatte con materiali di un certo tipo, no? Tu sei fatto di materiale di un certo tipo, il Signore ti ha investito bene in te. Tu sai che il Signore non investe in azioni tossiche, Lui investe in cavalli vincenti. Tu sei un cavallo vincente del Signore e il Signore dice: tu appartieni a me, io ti ho pagato a caro prezzo, tu appartieni a me. Ossia, il nostro Signore è una fidanzata o un fidanzato, vedilo un po' come vuoi tu, siciliano, geloso, che dice: cosa mia tu sei, guai se guardi qualcun altro. Hai capito? È così che il Signore ti vede, ossia Lui è geloso di te. Il secondo punto che noi considereremo stasera è non cedere ai comandi del peccato, non cedere ai comandi di un'abitudine cattiva,
perché un giorno il nemico verrà da te e ti dice fallo. Sai che cosa dice la parola di Dio? Dice così: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra. Ti è mai capitato di prestare una cosa a un tuo amico o una tua amica? La maggior parte delle volte cosa succede quando tu presti qualcosa a qualcuno? Ah? Te lo rimanda indietro come? Perfetto, come prima, vero? La maggior parte rotto, la maggior parte danneggiato, e la parola di Dio dice non prestate le vostre membra al peccato, perché quando te le rende in modo terribilmente danneggiato. Ossia il peccato è terribile, vi danneggia, vi fa male e voi non potete lasciare che il peccato domini i vostri corpi. È così che fa il peccato. L'alcolismo è una cosa terribile. E poi va avanti e dice: come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio. Vedete che qua non usa la stessa espressione, non dice prestate, dice presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi. Ossia, c'è una buona notizia per te: sei uno zombie se sei un vero cristiano. Tu sei un morto vivente che va da Dio e dice voglio vivere. E il Signore dice ok, adesso sei pronto. Ok? Quindi, caro zombie, c'è un Signore che ti può risuscitare e che ti può dare nuova vita. E le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Quindi, terzo punto, la nostra mente è preziosa, ossia il nostro cervellino deve essere riempito, come diciamo prima, di cose buone. E dice, e non vi conformate con questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Ossia, la parola che viene usata lì, trasformati, è la parola metamorfeo. Che cosa ti ricorda questa parola? Metamorfeo. Una crisalide che diventa un bruco, che diventa una farfalla. Ossia, prima era bruco che strisciava e dopo diventa una farfalla da bellissimi colori. Quando sono andato in Brasile, gente, ho visto delle farfalle con dei colori che un italiano se le sogna. Ho detto, Signore, sono in paradiso qua, ok? Ma il Signore mi ha sempre detto, quella farfalla prima era un bruco che strisciava, che mangiava le foglie, adesso vola. Il Signore dice, se tu vuoi rimanere bruco, rimani bruco. Se tu vuoi continuare in una dipendenza, continua a strisciare, ma io ti voglio fare una bellissima farfalla, trasformarti in qualcosa di bellissimo che gli altri guardano e dicono, wow, quella persona ha qualcosa di completamente diverso. Se tu metti nella tua testolina le cose di Dio, la parola di Dio, tu ti trasformi da bruco a farfalla, ok? Sei disposto? Ti senti un bruco o una farfalla? Pastore, sto strisciando da troppo tempo. Ok, è il momento buono di diventare una bella farfallina secondo la volontà di Dio. Ok? Ultima cosa che voglio dirti questa sera. Cristo può spezzare qualsiasi catena. Cristo può spezzare qualsiasi catena, Lui può liberarti, ok? E dice così la parola di Dio. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, ma non solo perdonarci, e purificarci da ogni iniquità. Sai che cosa vuol dire la parola iniquità? Peccato continuato, ossia Cristo può spezzare le catene, per quanto lunghe siano, per quanto forse anche i tuoi genitori lo hanno fatto, i tuoi nonni lo hanno fatto, tu continui a farlo, il Signore dice, io posso spezzare la tua catena, ma tu devi venire a me e dirmi che hai bisogno di me. Quando tu fai così, il Signore ti libera. Hai capito la parola di Dio questa sera? Alza la mano se l'hai capita. Ok. Va bene? Io voglio pregare qua adesso insieme a te. Io non so se tu hai una dipendenza che non è solo alcol. Come ho detto è alcol, droga, tabacco, pornografia,
giochi, cellulare, qualsiasi cosa ti guidi, ti comandi, ti domini, lui può liberarti, ok? Ma tu devi essere veramente disposto affinché il Signore possa liberare la tua anima da questa cosa. Sai che un giorno Gesù ha incontrato un cieco e gli ha chiesto: cosa vuoi che io ti faccia? E io ti voglio fare la stessa domanda stasera, ok? Il Signore è qua chiedendoti: cosa vuoi che io ti faccia? Tu vuoi essere liberato o liberata da questa cosa? Gesù è qua in mezzo a noi, ragazzi. Stasera Lui sta camminando in queste file e Lui vuole un popolo libero, un figlio libero da qualsiasi attitudine. Ah, pastore, ma la mia è una cosa leggera, una cosa che non dà grossi problemi. Forse adesso. Ma se tu mantieni quell'abitudine negativa nel tempo, il tuo cervello, la tua mente non riuscirà più a percepire l'amore di Dio. Comincerai a isolarti, comincerai a provare una disperazione profonda, comincerai a avere ancora meno stima di te stesso. Ma il Signore ti dice: guarda, da tutto questo si può essere liberi. E io voglio pregare per te. Io sono stato liberato da ragazzino da tante cose di cui ero prigioniero. Tante cose. Una per volta il Signore me l'ha messa davanti, io ho messo il mio problema, ho cambiato le mie attitudini, ma ti posso assicurare che oggi io guardo indietro e dico: Signore, quanto lavoro hai fatto con me, e se guardo avanti dico: quanto lavoro devo ancora fare insieme a te. Però bisogna pur cominciare, bisogna ammettere davanti a Dio che a volte noi nascondiamo i nostri peccati, coccoliamo i nostri peccati, vogliamo i nostri peccati, e il Signore è qua per dirti: cosa vuoi che io ti faccia? Vuoi essere veramente libero? Vuoi essere veramente libera? Ah, Signore, ma io adesso voglio godermi la vita. Ok? Sei libero. Libero dal Signore, ma non libero dal tuo peccato. E quello ti distruggerà. Ricordati quel testo che diceva: non prestare il tuo corpo al peccato, perché Lui lo distruggerà. Io voglio pregare per te. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Devi rispondere a una domanda molto semplice ma molto profonda. Voglio veramente mollare quella dipendenza? Voglio veramente mollare questo peccato? Voglio ammettere davanti a Dio e soprattutto ammettere a me stesso, a me stessa, che ho una difficoltà che mi tiene legato al peccato, legato alla carne, legato dalle catene di Satana. Il Signore è qua per dirti: tu puoi essere libero questa sera di godere una vita piena, perché la parola di Dio dice che in Cristo abbiamo tutto pienamente, tutto pienamente. Tu devi portare al Signore, al suo trono, questa difficoltà, chiamarla per nome e dire: Signore, ho bisogno di te, ho bisogno di te. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché, Signore, nella tua presenza c'è libertà. E ti chiedo, Signore, veramente che questi ragazzi questa sera possano sperimentare, Signore, una libertà che forse non hanno mai sperimentato. Tutti i pensieri negativi, tutto il caos mentale possa essere ripreso nel nome di Cristo Gesù, e che loro sperimentino, Signore, la purificazione del sangue di Cristo, facendo un incontro personale con te. Tieni i tuoi occhi chiusi e io voglio chiederti, a te che sei lì,
ok? Nessuno ti guarda. Se tu senti che hai bisogno di una preghiera in più perché Lui possa liberarti, io ti chiedo di alzare la tua mano e voglio pregare per te. Dio ti benedica qua davanti, Dio ti benedica là dietro. C'è qualcun altro che vuole una preghiera specifica? Alza la tua mano, Dio ti benedica anche là dietro. Amen, Dio ti benedica, Dio ti benedica. I coraggiosi sono quelli che vivranno la libertà. Dio ti benedica là dietro. Amen, Dio ti benedica qua a sinistra, Dio ti benedica là dietro. Il Signore è qua per dirti: tu sei libero. Tu sei una preziosa creatura ai miei occhi e io farò del bene alla tua vita. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio perché hai fatto un'opera meravigliosa questa sera nella vita di questi ragazzi e ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa veramente trasformarli e che loro, Signore, possano tornare in questo fine settimana a casa veramente rigenerati dalla tua grazia, liberati dal tuo sangue, con le catene spezzate dal peccato. Signore, io ti ringrazio per queste vite preziose e ti chiedo che possano essere usate con potenza e con grazia per la tua gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Dio ti benedica. È arrivato il nostro momento delle offerte. Come sempre il Signore provvede ogni cosa per noi, quindi sembra il minimo dare una parte a Lui, donare una parte a Lui per riconoscenza. E cantiamo Grande in forza.
tutto quello che diamo a te, tu ti prendi cura e tu fai sì che faccia crescere il tuo regno, che vada a chi ha bisogno, a chi serve. Grazie Dio perché ti prendi cura di tutto, di quello che noi abbiamo bisogno, e grazie. Nel nome di Gesù, amen. E ci dovrebbe essere Monique per gli annunci. Potete sedervi. Possono sedersi, no? Sì, possono sedersi. Infatti. È la mia prima volta, quindi non c'è la Monique. Chi è che fa? Bene, gli annunci pressappoco i soliti. In ordine cronologico abbiamo martedì sempre i nostri simpatici incontri di teologia a cui vengono diversi giovani e alla quale siete tutti caldamente benvenuti. Questa settimana in particolare, questo martedì, si terrà a Conegliano, presso San Medemiano, in verità. Ma insomma, se vi siete ad esempio persi la puntata precedente dell'incontro di teologia, oppure se venite da quelle zone, siete caldamente benvenuti. Qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, rivolgetevi al Pastor Sandro, 8:15, martedì, Conegliano. Poi, giovedì, incontro di preghiera per i giovani. Non sapete come funziona, non sapete chi, non sapete cosa, chiedete, qualsiasi giovane, qualsiasi persona qui dai 18 in più, chiedete, vi saranno date più informazioni, ok? Giovedì sera. Poi, venerdì, sabato. Non è il 25? Sì, ok, sabato 25 avremo un sabato un po' particolare qui. Seguiranno naturalmente altre informazioni, ma vi voglio lasciare la suspense, lasciandovi questo piccolo trailer che vi dovete puramente immaginare nelle vostre teste, perché sarà una serata cinema, ok? Ci riuniremo, guarderemo un film, mangeremo dei popcorn, berremo qualcosa, tutti quanti insieme, ed è opportuno utilizzare questa opportunità per invitare qualche amico oppure qualche persona con la quale non sapete bene interagire, a cui magari l'idea del culto fa un po' strana, qualcosa del genere. Siete caldamente tutti quanti invitati, anche tu che ci stai seguendo da casa, e domani ci sarà la nostra simpatica assemblea. Sono invitati caldamente, non posso sottolinearlo abbastanza, tutti i membri delle nostre comunità. Si terrà qui a Treviso. Se non sei membro, sei battezzato ma sei ancora piccolino e quant'altro, vieni, guarda, è meglio imparare prima rispetto che dopo. E sabato, domenica, credo di aver detto tutto. C'è il coro di Rubens insieme a lezioni di canto che ha iniziato a fare. Il coro si riunisce venerdì sera, lezioni di canto, parlatene con lui personalmente. Pastor Caio saluta tutti quanti, come per chi non lo sa, giovedì è partito per il Brasile, non lo vedremo per un bel po', quindi per qualsiasi cosa che riguardava lui, abbiamo tutto un team di pastori ormai a questa altezza del campionato alla quale vi potete rivolgere. Mi sono dimenticato qualcosa? Ah, ok, la preghiera invece presenziale qua a Treviso verrà spostata da giovedì a venerdì. Qualsiasi informazione rivolgetevi a uno dei pastori responsabili e quant'altro. Prima che mi interrompano ancora, vi auguro un buon sabato, vi auguro un buon fine settimana. A chi ci sta seguendo da casa, grazie, e potete andare con la pace del Signore.